Rispetto a ottobre dell'anno scorso 1489 donazioni in meno, quindi un 6% che è tantissimo, soprattutto perché significa che queste sono donazioni che non possono aiutare i pazienti che ne hanno bisogno oggi. Questo è stato il preoccupante dato da cui sono partiti i partecipanti all'assemblea provinciale della FIDAS che si è svolta a Costa Bissara, un incontro organizzato per fare il punto della situazione ed elaborare nuove strategie per la raccolta di sangue. Dopo il Covid si sta registrando non solo il calo di donazioni, ma soprattutto il calo del plasma raccolto a preoccupare, circa 800 kg in meno in un anno. Serve riorganizzare l'attività dei centri trasfusionali di ULS 7 e 8 martoriati dalla carenza di medici. Perché stiamo arrancando, stiamo cercando di capire come incastrare le persone che oggi fanno parte dell'organico di entrambe le ULS. Io ringrazio fortemente il dottor Fiorin e la dottoressa Dragone, che sono i rispettivi primari di trasfusionisti di 8 e 7, per l'impegno che ci stanno mettendo, perché tantissime sono le difficoltà e queste le comprendiamo. È ovvio che lato associazioni del dono del sangue e lato volontari, anche noi sì, capiamo fino ad un certo punto, perché i donatori hanno voglia di andare a donare e nel momento in cui il servizio tentenna è un problema per tutti, insomma. L'auspicio a ridosso del Natale è che ci sia uno slancio dello spirito di generosità e del dono. Un invito veramente a tutti, ai donatori, a chi ha voglia di avvicinarsi alla donazione di sangue, di farlo, di andare, perché anche una donazione in più oggi è preziosissima. Quindi un ringraziamento veramente a tutti.